Ciao a tutti ragazzi, ho scoperto che, dato i recenti avvenimenti successi con queste guerre, ho deciso di aumentare il mio protocollo di sicurezza. Che vuole dire che chiedo a tutte le guardie del corpo di Trapani di proteggermi durante questi momenti di crisi. A me in particolare perché ormai io ho un atteggiamento da celebrità, quindi a me mi serve mio padre non basta, mi serve quantomeno mi servono altri due bodyguard. Quindi io chiedo al comune di Trapani di prestarmi quantomeno fino a quando non finiscono questi momenti di crisi. Ovviamente per ora nei primi mesi io non li potrei pagare. Io vi prego di ascoltarmi perché io ci tengo davvero alla mia vita e non voglio che e spero che non peggiori la situazione. E quindi io vi dico solo questo: ho bisogno di almeno altri due bodyguard, escludendo mio fratello e mio padre, e così in ogni mettete caso io ovviamente viaggio molto spesso, sono come si dice in siciliano cusciolero. Mi piace viaggiare in molte zone della provincia e voi dovete essere in grado di starmi dietro perché ovviamente questo è il lavoro del bodyguard. Quindi per favore, fino a quando io che cosa vi chiedo? Io non chiedo mai niente, però dato che per ora c'è questa crisi pure economica, io vorrei che molte persone, cioè vorrei altri due bodyguard per proteggermi, perché io ormai sono considerato una celebrità perché vengo seguito diciamo da, non dico Mensa Italia ma quasi, quindi io l'unica cosa che vi chiedo è questa, quindi per favore contattatemi il prima possibile. Allora, i social in cui voi mi potete contattare, intendo voi bodyguard, sono Instagram, Facebook, TikTok volendo, e anche YouTube nei commenti dei video, quindi per favore proteggetemi.